L'editoria è raccontata da Walter Barberis. Il corso di organizzazione delle aziende editoriali e mediali tenuto dal professor Giorgio Riva in Università Cattolica ha ospitato Walter Barberis, presidente della casa editrice Giulio Einaudi. Gli scrittori bravi, ancorché giovani, trovano sempre delle modalità per farsi conoscere. Magari pubblicano prima presso piccole case editrici e però i lettori delle grandi case editrici seguono queste pubblicazioni e quelli bravi li scoprono di sicuro e nel giro di pochi anni approdano alle grandi case editrici. L'incontro ha voluto approfondire un periodo storico importante per la storia dell'editoria italiana. Gli ultimi anni dell'Ottocento e l'inizio del Novecento hanno visto la nascita di 4 realtà leader nel panorama editoriale: Mondadori, Rizzoli, La Terza ed Einaudi, che nel corso degli anni si sono fatte portavoce di specifiche esigenze dei consumatori. Che le case editrici che lavorano bene sono fatte di 2 comparti. Uno è il catalogo, che è fatto di grandi scrittori che si sono affermati e che continuano ad avere nel tempo un loro pubblico, e l'altro, per rifornire il catalogo ovviamente, è la ricerca di autori nuovi, possibilmente giovani, che abbiano nel loro carniere ancora tutte le frecce da tirare con il loro arco, quindi la ricerca dei giovani è imprescindibile. Mercoledì 10 aprile si terrà il secondo incontro con ospite Emanuele Saffirio, presidente di Publicis Italia.